l'occasione di oggi del tema dell'invecchiamento attivo delle reti vitali è molto interessante perché si parla di vita. Credo che fare volontariato per una persona anziana possa essere far del bene a se stessi, quindi combattere la solitudine, ma anche far bene agli altri. Il centro servizi e volontariato ha proprio il compito di promuovere il volontariato, quindi abbiamo uno sportello di orientamento al volontariato che è molto importante per un anziano che vuole intraprendere una strada di servizio sostanzialmente all'interno di una struttura, all'interno di una organizzazione di volontariato, e combattere la solitudine, perché sappiamo che il tema della solitudine per un anziano è un tema molto importante. Come combattere la solitudine? Io credo che fare volontariato sia un plus valore per se stessi e per la società. Quindi far del bene a se stessi e far del bene agli altri. Poi abbiamo anche uno sportello che si chiama volontariato d'impresa, perché è importante iniziare a parlare di volontariato all'interno delle aziende, per esempio, perché è un plus valore, anche quello è un welfare generativo, all'interno di un territorio, e soprattutto dà un valore sociale anche a quello che si fa, perché all'interno di un'azienda non c'è solo la competenza specifica, ma anche è molto importante pensare di poter dedicare del tempo agli altri. E quindi credo che anche, per esempio, il momento della pensione sia un momento importante proprio per non lasciare trascorrere del tempo e perdere competenze anche rispetto a una persona che magari ha avuto delle competenze importanti all'interno del mondo del lavoro, e quindi credo che queste competenze possano essere trasmesse anche all'interno del mondo del volontariato. Quindi il centro servizi di volontariato, che ha il compito di promuovere il volontariato, ha proprio questo compito di formazione. C'è volontariato d'impresa proprio che si occupa di questo, di mettere in relazione le associazioni di volontariato proprio con le imprese, con le aziende che magari vogliono sollecitare i dipendenti e magari i futuri pensionati a fare qualcosa, e quindi sentirsi meno soli, ad essere generativi per la società, a creare rapporti di prossimità, a creare relazioni, perché credo che questo sia importante. Don Ciotti diceva che in una società ideale il volontariato non dovrebbe neanche esistere, perché le reti che si dovrebbero creare tra varie agenzie, tra la parrocchia, le associazioni, i negozi, eccetera, dovrebbero in qualche modo aiutare le persone a sentirsi meno sole, proprio per una rete di relazioni che ci si aiuta a fare del bene e si combatte la solitudine.